Alleluia, saluto la Chiesa con la pace del Signore. Voglio invitarti in questo momento ad alzare in piedi. Voglio invitarti in questo momento a pregare. Noi faremo una preghiera potente al Signore perché questo culto sia un culto in cui noi riusciamo a lodare il Signore in libertà. Amém? Eu te invito a pregar em questo momento. Padre, em nome de Jesus. Anche bambini pregando. Padre, em nome de Jesus, nós te ringraziamo, Senhor, per questa sera, Padre. Nós te ringraziamo perché noi siamo ancora qua, Senhor. Nós te ringraziamo, Senhor, perché la tua presença é em questo luogo. Nós te ringraziamo, Senhor, perché noi siamo arrivati in questa chiesa, Padre. Espírito Santo de Dio, che il tuo Spirito possa agire in mezzo a noi, Padre. Io ti prego in questo momento, Senhor, di mettere i tuoi angeli, Signore, in ogni angolo di questa chiesa, Padre, e anche fuori di questa chiesa, Padre. Signore, metti, Signore, i tuoi angeli lavorando per questa chiesa in questo momento, Signore. Ogni, Signore, sorta di freccia del nemico, Signore, che si alzerà contro questo culto, contro la nostra mente, contro la nostra vita, Signore, possa cadere per terra nel nome di Gesù, Padre. Che noi possiamo, Signore, innalzare a te la nostra lode, che noi possiamo, Signore, ascoltare la tua voce questa sera, Padre, perché noi ti adoriamo, Signore, noi ti ringraziamo, Padre, e è per questo che noi siamo qua, Signore, per rendere a te la nostra adorazione, Padre. Grazie, Signore, grazie per ogni persona che non è ancora arrivato, che sta arrivando, Signore, proteggila affinché arrivi qua, Signore, nei migliori dei modi, Signore. Signore, quelle persone che non hanno potuto venire, Signore, raggiungi quelle persone, Padre, quelle persone che guarderanno su internet, Padre, questa live, Padre, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa inondare la loro casa, Signore, e raggiungere, Signore, la loro vita, Padre, in nome di Gesù, Padre. Dacci in questo momento, Signore, la libertà di adorarti, Signore. Ogni cosa, ogni catena mentale in questo momento, ogni tristezza, Padre, ogni cosa che il nemico mette nel nostro cuore, nella nostra mente, Padre, cada per terra nel nome di Gesù, perché noi sappiamo che noi siamo una chiesa vincitrice, Signore. Noi siamo una chiesa che abbiamo sopportato e passato per tempesta, Signore, ma noi siamo ancora qua, Signore, e questo è motivo di ringraziarti, questo è motivo di adorarti, questo è motivo di innalzarti al tuo nome, Signore. Noi siamo ancora qua, Padre, noi siamo ancora in piedi, Signore, e il nemico non può contro una chiesa, Signore, che lotta insieme, Padre, perché isso noi dichiariamo, Signore, noi siamo una chiesa che siamo ancora qua, Padre, perché noi siamo uno in Cristo, Padre. Ricevi questo culto, Padre, perché questo culto è per te, Signore, nel nome di Gesù. Amém. Fai un applauso al Signore. Alleluia. Alleluia. Pressati, ma non siamo crollati, perplessi, Dichiari questo. ma non siamo disperati, siamo ancora in piedi, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per te, siamo ancora in piedi.
viviamo per fede, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per te, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Per ciò che vediamo, Quello che ci muove quello che ci muove è ciò. è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, Noi siamo la Chiesa, viviamo per te. siamo ancora in piedi. Spirito Santo. Alberto, puoi accendere la luce un attimo? Quando noi stavamo provando questa canzone, mi veniva molto forte nel cuore, non oggi, ma quando noi stavamo preparando questa canzone, la storia di ognuno di noi, quello che ho vissuto per la gloria di Dio, per la volontà di Dio, per quello che Dio ha fatto nella mia vita, io sono ancora in piedi. E quindi se tu guardi la tua storia, se tu guardi come sei arrivato qua, se tu guardi che ci sono stati momenti in cui la tua vita, tu ti sei frustrato come tutti noi ci frustriamo a volte, ma guardati un po', tu sei ancora qua. Tu sei la Chiesa del Signore. Tu puoi dire, io sono la Chiesa del Signore. Io sono la Chiesa del Signore. E sono ancora in piedi. Adesso, mentre noi cantiamo
questo ritornello, non camminiamo. Io vorrei che tu uscissi dal tuo posto e salutassi, conoscete le persone, date un abbraccio, muovetevi un po'. Io so che c'è freddo, ma quando noi ci muoviamo, noi ci riscaldiamo. E quindi dai un abbraccio a una persona che tu non vedi da tanto, che forse a volte non ce la fai alla fine del culto. Saluta questa persona e dici: tu sei ancora qua, tu sei ancora qua, io sono ancora qua. Perché noi non camminiamo per ciò che vediamo, noi camminiamo per ciò in cui crediamo. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove, quello che ci muove, è ciò in cui crediamo. Nazione, nazione santa, noi siamo la Chiesa. Viviamo per te, siamo ancora in te. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermare la Chiesa del Signore. Sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove, è ciò in cui crediamo. Una chiesa che è ancora in piedi, per rimanere in piedi deve avere fame di Dio, deve avere sete del Signore, deve avere fame di Dio. Noi dichiareremo che noi abbiamo fame del Signore. Abbiamo ancora fame, Signore. Abbiamo ancora fame, Padre. Abbiamo ancora fame della Tua presenza. Vogliamo ancora di più della Tua presenza. Vogliamo stare nella Tua presenza ogni momento, perché un giorno ai Tuoi piedi valgono più di 1000 giorni fuori. Oh Spirito Santo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò.
fogo. Spirito Santo, scendi come il fuoco. Riempi questo luogo della tua presenza. Noi abbiamo ancora fame e sete di te, Signore. Noi abbiamo fame della tua presenza. Noi abbiamo fame della tua presenza. Noi abbiamo fame della tua presenza. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni incendiare la nostra vita. Vieni riempici con la tua presenza. Vieni riempici con la tua presenza. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Fuoco dentro gli occhi mi ha Fatti innamorare. bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. La Chiesa dichiara fuoco negli occhi. Fuoco negli occhi mi ha fatto innamorare, bruciando bruciando. Perché siamo saci
stavamo cantando, finché stavamo lodando, si è avvicinata a me la missionaria Sonia e mi ha detto: c'è un fuoco in questo luogo, c'è un fuoco in questo luogo. Siamo noi che dobbiamo creare questo fuoco, siamo noi che dobbiamo portare questo fuoco, siamo noi che dobbiamo alzare questa adorazione a Dio, siamo noi che dobbiamo chiedere a Dio: abbiamo ancora fame, Dio, abbiamo ancora fame, facci bruciare di più, facci bruciare di più, che noi possiamo essere portatori di questa adorazione, che noi possiamo portare questo fuoco ancora e ancora e ancora. Continuiamo ad adorare il Signore, continuiamo a fare sentire il Signore che qua c'è una chiesa che è ancora in piedi e che ancora adora il suo nome, che ancora lo glorifica per ciò che Lui fa nelle nostre vite, che ancora lo glorifica per chi Lui è per noi. Continuiamo ad adorare il nostro Dio. Amen. Possa vivere questo fuoco, che noi possa vivere questo fuoco. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, che tu possa fare bruciare questo fuoco dentro ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo che ognuno di noi, Signore, possa arrivare a essere un adoratore vero, vivo, Signore, della tua parola. Che ognuno, Signore, impari ad adorarti in spirito e verità come tu ci vuoi, Dio. Facci portare questo fuoco non solo in questo luogo ma dentro le nostre case. Facci portare questo fuoco non solo in questo luogo ma anche nel nostro lavoro. Facci portare questo fuoco dell'adorazione nelle nostre scuole. Facci portare questo fuoco dell'adorazione nelle strade. Facci portare questo fuoco che dovunque andiamo, Signore, che dovunque andiamo possiamo essere come una colonna di fuoco che illumini questa città, che illumini la nostra famiglia, che illumini il nostro luogo di lavoro, che illumini ogni posto dove passa. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo essere i tuoi adoratori, noi vogliamo essere i tuoi adoratori. C'è fuoco, Signore, qua, c'è fuoco, Signore, qua. Alleluia, alleluia. Alleluia. Amen. 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 Io vi chiedo di sedervi qualche minuto per dare alcuni avvisi, ma poi torniamo ad adorare il Signore. Non lasciamo spegnere questo fuoco che si è creato in questo luogo. Non lasciamo spegnere questo fuoco che si è creato dentro di noi. Che noi possiamo tornare ad adorare il Signore tra pochi minuti con la stessa intensità, con la stessa passione, con lo stesso amore che abbiamo per Lui. Pace a tutti. Come potete vedere, l'8 dicembre, che è giovedì, e tutti quanti, sia i lavoratori che non i lavoratori scolastici, chi va a scuola, sono a casa perché in Italia c'è una festa. Alle ore 17 per i giovani e per i teens sono tutti invitati qui in chiesa perché avremo la nostra cena di Natale un po' anticipata. E ci sarà anche l'amico segreto, quindi non dimenticatevi di portare con voi il regalo a cui dovrete farlo all'amico che avrete ricevuto qualche giorno fa. Quindi mi raccomando, molto puntuali, e tutti quanti, giovani e teens, dovrete essere qua. Amen? Amen. Un applauso. Allora, io vi voglio parlare del giorno 11, che è un giorno che
ci sarà con noi una cantante brasiliana, si chiama Thalita Catanzaro, e per chi non ha dato la conferma ancora, abbiamo pochi posti liberi, e quindi sarà l'11 dicembre alle ore 17 qua in chiesa, che lei starà lodando e anche predicando la parola. Lei è una grande ministra di lode del Brasile, anche leadership di uno dei più grandi gruppi di lode del Brasile. Poi voglio parlare anche del giorno 26. 26 ci sarà qua una cantata che si chiama Cello, sempre alle ore 5. Ci piace questo orario? Quindi qua in chiesa siete tutti invitati, sarà una bellissima cantata e stiamo preparando con tutto il cuore, sarà veramente la partecipazione di tante persone, alcuni che non sanno ancora che parteciperanno, però parteciperanno, ma siete tutti invitati. Segnatevi questa data, non faremo il culto del 23, ma faremo il 26 alle ore 17. Amen. Abbiamo ancora 2 avvisi. Il primo avviso è la feijoada che faremo il giorno 17 dicembre. Il 17 dicembre la nostra chiesa realizzerà una feijoada per i nostri stomaci, per il nostro piacere, ma anche ovviamente per avere un lucro che ci servirà per un po' di opere che abbiamo da fare qua in chiesa. Il 17 dicembre potete sentire la missionaria Giosiane, c'è il numero lì in basso, dopo la potete anche trovare qua davanti. E vi chiediamo una cosa: il prezzo della feijoada è di 10 euro, ma come ho detto è una feijoada che è fatta soprattutto per mettere a posto un po' di cose qua in chiesa, no? Vedete che piano piano le cose vanno avanti, ma siamo ancora lontani da avere un posto ideale dove poter fare un culto, no? E quindi vi chiediamo, la feijoada avrà un costo da parte della chiesa di spesa. Se qualcuno di voi ha in cuore di offrire qualcosa, che sia il riso, che sia la carne, che siano i fagioli, che sia un po' di soldi per comprare queste cose, può benissimo fare questa donazione. La chiesa ovviamente la riceverà con molta gioia. Sono sicuro che Dio vedrà questa donazione, anche se non voglio dire che la tua vita sarà benedetta perché farai questa donazione. Ma se vuoi fare questa donazione, parla sempre con la missionaria Josie che si sta occupando di organizzare tutto questo. Amen. Ultimo avviso: mercoledì continuano i culti in casa. Mercoledì scorso siamo stati a casa del nostro fratello Alberto, della missionaria Sandra, che oggi, ahimè, non è qua, ma è partita per il Brasile. E ci saranno ancora culti in casa questo mercoledì. Probabilmente saremo qua in zona Borgo Roma, Golosine, Santa Lucia. Vi faremo sapere sul gruppo appena abbiamo la conferma. Comunque sarà sempre mercoledì alle ore 20 culti in casa. Amen. Dovrebbero essere finiti gli avvisi. Per scaldarci possiamo fare un bel gloria a Dio? Gloria. Adesso dico 5 parole, alla fine della quinta parola facciamo un bel gloria a Dio, ok? Adesso preghiamo per le offerte. Gloria a Dio. Ottimo, bravissimi. Amen. Tu che oggi visiti la chiesa per la prima volta, che sei visitante, non sentirti assolutamente tenuto in questo momento a portare la tua decima, la tua offerta, ma tu invece che sei della chiesa, che oggi hai in cuore di portare la tua decima, la tua offerta, questo è il momento in cui puoi portare questa forma di adorazione a Dio. Preghiamo insieme per consacrare le nostre decime e le nostre offerte. Come sempre là dietro c'è la missionaria Giosiane con il post, se qualcuno ha in cuore di dare un'offerta tramite bancomat, ci sono le buste là dietro. Fate ciò che Dio mette oggi nel vostro cuore. Amen. Preghiamo perché tutto ciò che verrà donato possa essere usato al meglio per l'opera di Dio, come sempre, e che Dio possa benedire le nostre vite, sia in modo materiale, conforme alla sua volontà, ma soprattutto che possa portare il suo amore, la sua unione, il suo spirito nelle nostre case. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo mettere davanti a Te le nostre decime, le nostre offerte, Dio. Ciò che oggi Tu hai messo nel nostro cuore di portare, perché noi non vogliamo portare con malavoglia né per forza. Sappiamo che Tu, Dio, ami un donatore gioioso. Oggi è questo che noi siamo. Oggi portiamo a Te con gioia il nostro meglio, sapendo, Signore, che verrà usato al meglio per la Tua opera, Signore. E Ti chiediamo, Dio, che Tu possa benedire ogni famiglia della nostra Chiesa, che Tu possa portare il Tuo amore, la Tua unità, la Tua unione
la tua presenza nelle nostre case e non abbandonarci mai. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi mani puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Chi salirà sul
fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per Possiamo sederci. Questo momento volevo presentare i visitanti di questa sera. Oggi sono con noi Lucia, Davide e Vittoria, che sono lì dietro, e se posso permettermi volevo presentare, visto che alcuni non lo conoscono, anche Floriana, che sempre è là dietro. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Lucia, Davide, Vittoria e ovviamente
Gloriana, quello che sempre desideriamo è che possiate sentire questo spirito che predichiamo, questo spirito che noi sentiamo, e che possa accompagnarvi anche nelle vostre case in questa settimana. Amen. Genesi capitolo 38. Se avete le Bibbie da seguire, leggerò un bel po' di versetti. So che oggi è Santa Cena. La Santa Cena è un momento molto importante, una celebrazione che dobbiamo fare, che Dio vuole che facciamo, e ci porta sempre via, tra virgolette, un po' di tempo, no? Quindi cercherò di essere il più breve possibile questa sera, ma non dirò quanto tempo predicherò perché non lo so, ma cercherò di essere il più breve possibile, questo posso dirlo, anche se ci metto un'ora. No, dai. Ma è un messaggio che Dio ha parlato con me già diversi mesi fa e che proprio questa settimana ha ripetuto al mio cuore, confermandolo e ingrandendolo. In realtà questa parola è la somma di 3 audio fatti in un gruppo che abbiamo di devozionale con alcuni fratelli della Chiesa, in cui stiamo leggendo adesso il libro di Genesi. E sono partito quel giorno io con un audio, dopodiché un fratello ha confermato quello che ho detto, un altro fratello ha confermato quello che ho detto, sempre aggiungendo qualcosa. Io rimanevo sempre più sorpreso di come lo Spirito Santo stava agendo in questo capitolo attraverso la vita di queste persone che stavano facendo con me questi messaggi. E oggi volevo portarvi questa parola. Genesi capitolo 38, leggerò dal versetto 1 in avanti. Non volevo leggervela tutta, volevo raccontarvela magari riassumendo un po', ma alla fine ho deciso di leggervela tutta perché così almeno sapete che non dico bugie, perché questa storia ci parla di un certo Giuda, non il Giuda il traditore, un altro Giuda che ha vissuto molto molto prima di Giuda il traditore. È un Giuda che forse è meno conosciuto, ma se noi ci ricordiamo che colui che adoriamo è il leone della tribù di Giuda, allora ci viene in mente che quel Giuda della tribù è proprio questo di cui parliamo. E quindi non voglio che pensiate che dico bugie su questo Giuda, è proprio la verità quella che andremo a leggere. Amen. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chesib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er suo primogenito una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va dalla moglie di tuo fratello, prendila in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: rimani vedova in casa di tuo padre, finché Sela, mio figlio, sia cresciuto. Perché diceva: badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di Sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, l'Adullamita. Tamar ne fu informata. Le dissero: ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore. Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise a sedere alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: lasciami venire da te.
Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. E lei rispose: che mi darai per venire da me? Fino qua. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, ascolteremo la tua parola. Io ti chiedo, Dio, che tu possa ministrare alla Chiesa nello stesso modo che hai ministrato a me e ai miei fratelli in questi giorni, e che, Signore, la tua volontà sia fatta attraverso questa parola, che in tanti possano ritrovare la strada che è stata perduta, che in tanti possano ritrovare la strada di casa, che in tanti, Signore, possano venire ad avvicinarsi sempre di più a te attraverso ciò che oggi tu parlerai alla Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Siete riusciti a seguire abbastanza la storia di Giuda in questo episodio della storia di Giuda? Giuda, che è figlio di Giacobbe, uno dei patriarchi. Giacobbe è colui a cui è stato cambiato il nome in Israele, che è da cui è nata il re, da cui è nato il regno di Israele. Giacobbe ha avuto 12 figli da cui sono nate le 12 tribù di Israele, e una di queste è proprio la tribù di Giuda, questo Giuda qua. E questo Giuda ha avuto dei figli. Il figlio primogenito ha preso per moglie una certa Tamar, e però questo figlio primogenito si è comportato male, Dio l'ha ucciso, l'ha fatto morire. Allora, secondo la legge che c'era a quell'epoca, il figlio minore, in caso di morte del figlio maggiore, doveva prendere la moglie del figlio maggiore, e così Giuda ha detto di fare al figlio minore, Onan, solo che anche lui non si comportava bene e Dio ha fatto morire anche lui. Allora c'aveva il terzo figlio e ha detto di fare la stessa cosa, soltanto che Giuda non ha mantenuto fede alla promessa che ha fatto a Tamar. Quando il figlio è cresciuto non gli ha dato il figlio per moglie, e Tamar allora ha ingannato Giuda. Vediamo che si è vestita da prostituta, poi qua la storia va avanti, ma ci interessa relativamente come va a finire. A me interessa soltanto che abbiate capito ciò che è successo fino a qua. Fino a qua va benissimo. Abbiamo detto che ho voluto leggere questa storia perché capiate che non dico bugie, ovvero noi abbiamo potuto vedere che Giuda ha avuto una vita non molto facile in questo episodio qua, no? Ha perso 2 figli, si è comportato non molto bene, ha mentito una persona, è andato con una prostituta, ha fatto parecchie cose sbagliate, no? Ma la questione è: come mai è successo tutto questo? Come mai è successo tutto questo? E il nodo di questa domanda lo troviamo al versetto 1 di quello che abbiamo letto. Il versetto 1, se vi ricordate, diceva così: in quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Questo è stato il fatto, la causa scatenante, il casus belli, come si dice, di tutto ciò che è avvenuto dopo. Giuda si è separato dai suoi fratelli e è andato a stare da un uomo di Adullam, e da lì è cominciato a succedergli un po' di tutto. Perché dico che questa è stata la causa scatenante? Perché come per Giuda, come per Giuda loro erano i suoi fratelli, per me voi siete i miei fratelli. Quella famiglia, quella casa, quel luogo sicuro per Giuda era come fosse la sua chiesa. Quando Giuda se n'è andato da lì ha perso i suoi fratelli. Quando Giuda se n'è andato da lì ha perso la sua copertura spirituale. Quando Giuda se n'è andato da lì ha perso il suo appoggio emotivo, il suo appoggio spirituale. Quando Giuda se n'è andato da lì ha perso la sua chiesa. Si è allontanato da quello che noi possiamo definire la sua chiesa. Oggi anch'io, se me ne vado dai miei fratelli, perdo la mia chiesa. Giuda si è allontanato dalla sua chiesa, e in quel momento sono cominciate a succedergli tutte queste cose brutte. Ma che cosa vuol dire? Se io mi allontano dalla chiesa mi succedono cose brutte? Da dove possiamo far derivare questo? Che cosa c'entra se io esco dalla chiesa, se io mi allontano dalla chiesa? Paolo ci dice in 1 Corinzi al capitolo 10 dal versetto 5 in avanti: il calice della benedizione
che noi benediciamo non è forse la comunione con Cristo? Qui Paolo sta parlando della Santa Cena e dice il calice della benedizione con cui benediciamo, cioè il calice del sangue di Cristo, non è forse la comunione con Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Perché vi sto dicendo questi versetti, adesso vi spiego. Paolo comincia dicendo il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Che cosa vuol dire avere comunione con il sangue di Cristo? Vuol dire avere comunione con la sua morte, con la sua resurrezione. Vuol dire essere uno con la sua morte, con la sua resurrezione. Noi siamo stati crocifissi con Cristo. In Galati al capitolo 2 versetto 20 dice sono stato crocifisso con Cristo, adesso io non vivo più ma Cristo vive in me. C'era anche una canzone che cantavamo, se vi ricordate. Sono stato crocifisso con Cristo, adesso io non vivo più. Noi siamo stati crocifissi con Cristo e quindi abbiamo comunione, noi siamo uno con la crocifissione, col sacrificio di Cristo, noi siamo uno con il calice della benedizione, con il calice del sangue di Cristo. Noi possiamo dire che siamo uno perché noi siamo stati crocifissi con Cristo. Paolo sempre in una lettera, questa volta a Timoteo, scrive se noi siamo morti con Cristo noi anche vivremo con Cristo. Noi siamo uno con questo sacrificio di Cristo. E poi dice e il pane che noi spezziamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Chi è il corpo di Cristo? La Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. E quando noi spezziamo nella Santa Cena, che oggi celebreremo il corpo di Cristo, noi prendiamo comunione con la Chiesa. Per questo ultimamente lo stiamo dicendo poco, una volta si diceva molto più spesso, anzi quasi sempre. Prima di celebrare la Santa Cena dicevamo così: ricordatevi che solo chi è battezzato e chi è in comunione con la Chiesa può prendere la Santa Cena. Non tutti possono prendere la Santa Cena, solo chi è battezzato e chi è in comunione con la Chiesa. Ci sono alcune chiese che non mettono questa dottrina, diciamo. È una dottrina umana, sì, è una dottrina umana, e alcune chiese non la praticano. Per alcuni chiunque può prendere la Santa Cena, per alcuni anche chi non è battezzato la può prendere, per alcuni invece sì. Ogni chiesa fa un po' di testa sua. Io credo che però, basandoci proprio su questi versetti, è essenziale che per prendere la Santa Cena noi siamo stati battezzati, perché nel momento che noi siamo stati battezzati vuol dire che noi siamo nuove creature. E se noi siamo nuove creature vuol dire che noi abbiamo crocifisso la nostra carne su quella croce con Cristo e quindi siamo uno con Cristo, come ha detto Paolo qua. Abbiamo comunione con il calice della benedizione dal momento che noi siamo battezzati, dal momento che noi accettiamo Gesù, dal momento che noi facciamo la nostra confessione di fede davanti a tutti, scendiamo nelle acque. Da quel momento ufficializziamo la nostra nuova nascita. Da quel momento ufficializziamo che noi siamo stati crocifissi con Cristo, che noi non viviamo più, ma che Cristo vive in noi. Da quel momento, allora sì, è necessario che per prendere la Santa Cena io sia stato battezzato, ma è anche necessario che per prendere la Santa Cena io abbia comunione con la Chiesa, perché quello che spezziamo è il corpo di Cristo. Come posso io prendere il corpo di Cristo, che sono i miei fratelli, se non ho comunione con i miei fratelli? Come posso? Questo intendeva Paolo. Noi dobbiamo avere comunione con il corpo di Cristo. E le due cose vanno di pari passo. Non può esserci uno senza l'altro. In Prima Giovanni c'è scritto che noi non possiamo dire io amo Dio che non vedo, ma non amo mio fratello che vedo. È un controsenso. Tu non puoi dire che non ami il tuo fratello che ce l'hai lì davanti e dire amo Dio che neanche lo vedi. Giovanni dice no, è una cosa che non sta in cielo né in terra, non si può fare. Se tu ami Dio, se dici di amare Dio, per forza di cose vuol dire che devi amare anche tuo fratello. Altrimenti non dire neanche che ami Dio, perché Dio neanche lo vedi. Come
puoi pensare di avere amore per Lui. Le due cose vanno di pari passo, le due cose vanno insieme. L'avere comunione con Cristo, l'avere comunione con il sangue di Cristo, con il suo sacrificio, e l'avere comunione con la Chiesa. Ecco che allora quando Giuda è uscito dalla sua Chiesa, da quella sua famiglia, da quei suoi fratelli, da quel suo luogo sicuro, da quel suo luogo di preghiera, da quel suo riparo spirituale, lì è uscito anche un po' dalla presenza di Dio, perché le due cose vanno di pari passo, come abbiamo visto. Se tu non hai comunione con la Chiesa, non puoi avere neanche comunione con Dio. E questo è una cosa che purtroppo nei pochi anni di credente che ho, perché io penso che sono pochi anni, io sono entrato per la prima volta in una chiesa nel 2010, ci sono persone qua che hanno decenni di chiesa, non c'è nessuno così vecchio di decenni, dai, però ci sono molte persone che hanno molti più anni di me di camminata cristiana, e nei pochi anni di camminata cristiana che ho io, troppe volte ho sentito una frase che è una frase troppo insensata da dire, ovvero mi allontano dalla Chiesa per avvicinarmi un po' di più a Dio. Tante volte ho sentito questa frase. Mi prendo un po' di pausa dalla Chiesa perché voglio ritrovare la mia comunione con Dio, voglio ritrovare il mio rapporto con Dio. Tante volte ho sentito questa frase, ma è una frase che, come abbiamo visto, non può stare in piedi, perché la comunione con la Chiesa è direttamente collegata alla comunione con Dio, e la comunione con Dio è direttamente collegata alla comunione con la Chiesa. In Giacomo, al capitolo 4, versetto 8, dice così: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Dire alla persona più vicina a te: avvicinati a Dio e Dio si avvicinerà a te. Adesso diglielo un'altra volta più seriamente, ma è una cosa seria questa qua, non è una cosa da ridere. Avvicinati a Dio. Fagli gli occhi un po' così, un po'. Avvicinati a Dio e Dio si avvicinerà a te. Più noi ci allontaniamo da Dio, più noi ci allontaniamo dalla Chiesa, e più Dio si allontana da noi. Più noi ci allontaniamo da questo luogo, da questa comunione che abbiamo con i fratelli, e più noi perdiamo la comunione che abbiamo con Dio. Non pensate che sia il contrario, perché non può essere il contrario. Perché? Perché se noi ci allontaniamo dalla Chiesa, noi perdiamo la nostra copertura spirituale. Se noi ci allontaniamo dalla Chiesa, noi perdiamo le preghiere dei fratelli costanti verso di noi. Questo non vuol dire che non ci sarà più nessuno che prega per noi, ci sarà ancora qualcuno che pregherà per voi. Forse ogni tanto ci sarà qualche campagna di preghiera per quelli che sono usciti. Ne abbiamo fatte qualcuna, non tantissime però. Quelli che sono qua sono quelli per cui le persone pregano di più. E quando tu esci dalla Chiesa, esci un po' da questa comunità, esci un po' da questa comunione con il corpo di Cristo, tu perdi un po' la tua copertura spirituale. E questo purtroppo non è un gioco, no? Mi piacerebbe dire che è un gioco, ma non è un gioco. E più avanzi nella fede, più avanzi nell'intimità con Dio, più capisci che purtroppo la vita spirituale non è un gioco. Sarebbe bello dire vai, esci di qua e fai tutto quello che vuoi, ma non è proprio così, non è un gioco. E la Bibbia ci dice che Satana ci continua a girare intorno, no? Come un leone cercando chi può sbranare. È proprio quello che fa. E se noi non abbiamo questa copertura spirituale, tante volte questo leone ci mette poco a sbranarci. Questo è uno dei motivi per i quali noi non dovremmo uscire, lasciare la comunione con una Chiesa come Giuda ha fatto. Un altro motivo è che non vivremo la visione che Dio ha per la Chiesa. Qual è la visione che Dio ha per la Chiesa? Lo leggiamo un po' dappertutto qua. Io volevo scriverlo da un'altra parte, oggi l'Andrea ha detto basta, c'è scritto dappertutto, siamo uni in Cristo.
Siamo in Cristo, questa è la visione che Dio ha per la Chiesa. Non per la nostra Chiesa, per tutte le Chiese. Non vuol dire che se noi ce l'abbiamo scritto e le altre Chiese no, noi siamo i più bravi e gli altri non hanno capito niente. Non è così. Noi ce l'abbiamo scritto perché questo è verso ciò che vogliamo camminare, ma ci sono Chiese che nel nome hanno casa di preghiera. Che cosa vuol dire? Che soltanto loro pregano? No, anche noi preghiamo. Come anche loro devono essere uni in Cristo, anche noi dobbiamo pregare. Ci sono chiese che come nome della chiesa, come sottotitolo, tra virgolette, hanno qualcosa riferito allo studio della parola. Anche noi studiamo la parola, tutti devono studiare la parola, perché una chiesa che non prega è una chiesa che non ha l'allineamento di Dio, una chiesa che non studia la parola è una chiesa che muore, no? Osea dice: il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Anche noi dobbiamo studiare la parola, dobbiamo conoscere la Bibbia, dobbiamo conoscere la parola di Dio. Dio vuole che noi lo conosciamo, no? E la Bibbia è il modo in cui noi possiamo conoscere Dio. Quindi noi dobbiamo conoscere Dio, studiare la parola, noi dobbiamo pregare per avere l'allineamento di Dio, ma anche per parlare con Dio, per ricevere anche da Dio, perché no? Ma dobbiamo come Chiesa essere uno, perché questa è la visione di Dio per la Chiesa, non per l'individuo, per la Chiesa. C'è una Chiesa che mi piace tantissimo, che come visione ha ricostruendo l'identità di figli, no? Ricostruendo, riparando, non so, la identità di figli. Bellissimo, ma questa è una visione individuale della persona. Noi come individui siamo figli di Dio e quella Chiesa è dedita a ricostruire, a riparare questo essere figli di Dio, no? Come Dio vuole che siamo. Non è una visione per la Chiesa, è una visione individuale. Per la Chiesa Dio vuole che noi siamo uno in Cristo. Ma se noi ci allontaniamo, noi perdiamo questo vivere la visione di Dio. Ma Dio continuerà ad aiutarmi se esco, non c'è problema. Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è grande. Dio non smetterà di mettere la sua mano su di noi, no? No, non è proprio così. Una volta Andrea ha detto una frase che fino ad oggi mi è rimasta in mente, che ha detto: ci sono due tipi di deserti. Ci sono deserti in cui Dio ti mette e ci sono deserti in cui noi ci mettiamo. E i deserti in cui Dio ci mette sono deserti da cui Dio stesso ci tira fuori. Vi ricordate la storia del popolo di Israele, no? Israele è schiavo in Egitto, Dio chiama Mosè: Mosè, prendi il popolo, passa il Mar Rosso, vai, io ti porto nella terra promessa. Mosè va, passa il Mar Rosso, entra nel deserto, perché dopo il Mar Rosso c'è il deserto. Chi l'ha messo in quel deserto? Dio. Mosè non poteva farci niente, dopo il Mar Rosso c'era il deserto. Soltanto che Dio, dopo un po' di camminate nel deserto, l'ha tirato fuori dal deserto, l'ha fatta arrivare al confine della terra promessa, ha detto: vai, entra nella terra promessa. Mosè a quel punto ha detto: guarda, mando degli esploratori. Tra questi esploratori ce n'erano due, Giosuè e Caleb, che entrati nella terra promessa hanno detto: Mosè, veramente qua c'è tutto quello che doveva esserci. Ha fatto la lista della spesa, c'è il latte, c'è il miele, ci sono i frutti, c'è tutto, è perfetta. Soltanto che gli altri hanno detto: no, questa terra non va bene, ci sono i giganti, ci sono città fortificate, eccetera, eccetera, eccetera. A quel punto Israele ha deciso di ritornare nel deserto. Non è stato Dio che l'ha rimesso nel deserto, è stato Israele che si è ributtato nel deserto. Dio l'ha messo la prima volta e Dio lo stava tirando fuori, ma a quel punto Israele da solo si è rimesso nel deserto, e lì per uscire è stata una camminata di quasi 40 anni. Ci sono deserti in cui Dio ci mette, da quei deserti Dio ci tira fuori. Ci sono deserti in cui noi ci mettiamo e da quei deserti non è Dio che ci tira fuori. Siamo noi che dobbiamo cambiare il nostro cuore. Vi ricordate la storia del figlio il prodigo? L'abbiamo vista noi mercoledì a casa di Alberto nel culto in casa. Un uomo aveva 2 figli, il più giovane ha chiesto al padre l'eredità e è andato in un paese lontano a sperperare tutto quanto, no?
dopo a un certo punto si è reso conto che non stava facendo più una bella vita, aveva speso tutto, c'era la carestia e ha deciso di ritornare alla casa del padre. Il padre, che è Dio, per caso è andato nel paese lontano a prendere il figlio? No, non c'è andato. Che cosa vuol dire? Che nei deserti in cui noi ci mettiamo, come quel figlio prodigo che si è buttato da solo in quel deserto, andando nel paese lontano, Dio non è andato là per ritirarlo fuori. Dio l'ha aspettato fuori di porta di casa. Sì, quello sì. Dio ci aspetta con le braccia aperte. Ma nei paesi in cui, nei deserti in cui noi ci mettiamo, non sarà Dio a venire a tirarci fuori. Saremo noi che dovremo cambiare il nostro cuore, trasformare la nostra mente, rinnovare la nostra mente e cercare di tirarci fuori. E è strano, no? Perché mi ricordo finché leggevamo questi capitoli, no? In questo gruppo di devozionale, di preghiera, di riflessione sulla Bibbia, uno dei fratelli ha detto: caspita, ma sembra così strano, no? Che Giuda, colui da cui poi è sorto Gesù, se andiamo a leggere anche la storia di Giuseppe, Giuda, tra i fratelli di Giuseppe era anche il migliore. Giuseppe era uno dei 12 figli di Giacobbe, è stato venduto e i fratelli lo volevano uccidere, c'era anche Giuda tra questi fratelli. In realtà Giuda è stato colui che ha salvato la vita di Giuseppe, gli altri l'avrebbero voluto uccidere, lui l'ha salvato. Quindi era veramente una brava persona questo Giuda. Com'è possibile che sia andato con una prostituta? Cioè, te lo immagineresti mai uno così bravo, da cui poi è nato Gesù, il leone della tribù di Giuda, è andato a fare questo peccato qua gigantesco, è andato con una prostituta? No, mi ricordo il commento di questo fratello, e quando ha fatto questo commento mi sono venuti in mente tutte quelle persone che io ho già visto passare davanti ai miei occhi in questi 12 anni di credente, che sono usciti da questa chiesa, che sono usciti dalla chiesa in generale, che sono usciti dai fratelli, che sono usciti da questo luogo sicuro, e che all'interno magari erano anche, prima di uscire, erano anche persone di onore, persone a cui Dio aveva dato incarichi, persone innalzate, persone meravigliose con cui parlavi e veramente ti cambiavano la vita, persone che avevano un messaggio per te, persone che ti rincuoravano, persone che non diresti mai com'è possibile che facciano qualcosa, no? E dopo, se oggi andiamo a vedere la storia di molte di queste persone, molti di loro hanno fatto un po' la fine di questo Giuda. Alcuni hanno perso famiglia, alcuni sono buttati nelle droghe, alcuni hanno cambiato paese e hanno cambiato proprio stile di vita. Un po' di tempo fa ho sentito uno che ho parlato con lui e mi parlava bestemmiando, no? Come fosse una cosa normale. E dici, caspita, ma questo qua non era un diacono una volta nella chiesa, questo qua non era un presbitero, questo qua non era un profeta, questo qua non è quello che quella volta mi ha dato quella parola che fino a oggi mi ha cambiato la vita, no? E oggi magari lo vedi lì e sai che sta facendo una vita che non è proprio la vita che la Bibbia consiglia di fare. Quando noi usciamo dalla chiesa, ma non dico la chiesa questo luogo, non dico questa chiesa, dico la chiesa come insieme di fratelli che si uniscono in preghiera, che si uniscono nell'adorazione, che si uniscono nel rialzarsi gli uni con gli altri, che si uniscono nel darsi buoni consigli, che si uniscono per darsi parole salutari di fede. Quando noi usciamo da tutto questo, le cose buone che possono arrivare sono molto poche, perché nel momento che noi usciamo da tutto questo, noi stiamo uscendo dalla presenza di Dio, perché le due cose vanno insieme, purtroppo, o per fortuna. Una delle cose più brutte però che secondo me è capitato a Giuda
non è tanto il fatto che ha mentito o che è andato con una prostituta, sicuramente non sono cose belle, no? Ma una delle cose più brutte è stato il comportamento dei figli di Giuda. Giuda ha avuto questi 3 figli. Il primo, a cui ha dato Tamar come sposa, Dio l'ha ucciso perché era perverso agli occhi del Signore. E il secondo, la stessa cosa. E questo mi fa pensare, no? Se Giuda non fosse uscito dalla sua chiesa, i suoi figli sarebbero stati perversi allo stesso modo. Non ti fa pensare questa cosa? Mi ha fatto pensare qual è l'eredità che io lascio alle persone che ho intorno a me, che siano i miei figli, che siano i miei genitori, che siano la mia moglie, che sia i miei amici, che siano le persone che sto cercando magari di portare al Signore o che ho portato al Signore. Che eredità lascia a queste persone? Non sto parlando ovviamente di soldi, di case, di macchine. Sto parlando che eredità di valori, che eredità di principi, che eredità spirituale lascia a queste persone. E Giuda ci insegna che se noi ci allontaniamo dalla casa di Dio, ci allontaniamo dalla presenza di Dio, l'eredità che noi lasciamo è un'eredità che non farà fare una bella fine a queste persone vicine a noi. È un'eredità che non farà fare una bella fine ai nostri figli, è un'eredità che non farà fare una bella fine ai nostri genitori, se noi stiamo istruendo nella fede i nostri genitori, è un'eredità che non farà fare una bella fine ai nostri colleghi, eccetera, eccetera. A tutte quelle persone per le quali noi oggi siamo un esempio, per tutte quelle persone alle quali noi oggi siamo una testimonianza di fede. Una volta che noi ci allontaniamo da qua e ci allontaniamo dalla presenza di Dio, qual è l'eredità che noi lasciamo a loro? In Brasile c'è un'altra parola, è legado. Penso che suona meglio. In italiano non esiste questa parola. Ho cercato di tradurla, ma non si può. Qual è l'eredità? In Giovanni al capitolo 15 Gesù ci fa un invito e dice: restate in me, dimorate in me. Dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me, chi resta in me, quello porta frutto, e lì è glorificato il Padre mio. Lì è glorificato il Padre mio, quando voi portate molto frutto. Resta in Gesù. Resta in Gesù. Questo è l'invito che ti faccio su questa sera. Resta in Gesù. Resta con questa comunione che hai con la Chiesa. Resta con questa comunione che hai con il sangue di Cristo e con il corpo di Cristo. Resta in questa comunione. Non perderti, anche se ciò che vedi fuori magari ti può sembrare bello, no? Non perderti lì fuori. Resta, non uscire come ha fatto Giuda. Pensa, se vuoi, pensa a quello che potrebbe succedere a te. Pensa all'eredità che puoi lasciare alle persone intorno a te. Gesù ti fa un invito questa sera. Resta, dimora in me e lì porterai molto frutto. Lì lascerai un'eredità degna, lì lascerai un'eredità grande, lì lascerai un'eredità che farà grandi cose. Forse Giuda non è stato un grande esempio, ma quando è ritornato ha fatto sì che la sua tribù fosse la tribù dalla quale è nato il leone della tribù di Giuda. Quando si è pentito, perché alla fine di questa storia si pente e dice alla Tamar: io sono più peccatore di te, che ti sei prostituita. Quando si è pentito, quando è ritornato indietro, quando è restato, ha fatto sì che da lui, dalla sua eredità, nascesse il leone della tribù di Giuda. Gesù ti fa un invito questa sera. Resta. Amen. Dimora in me. Amen. Puoi dire alla persona di fianco a te: dimora in Cristo. Resta, dimora in Cristo. Che sia una parola di benedizione per la vita di questa persona, che sia una parola profetica nella vita di questa persona. Chiamo il gruppo di lode, possiamo adorare il Signore. Ho terminato. Se volete alzarvi in piedi, facciamo una preghiera.
ma desidero veramente che questa parola, lo so che c'è freddo, lo so che il freddo ci mette anche un po' di fatica, no? A prestare attenzione, a stare attenti, eccetera, eccetera, ma veramente un minuto voglio ricapitolare quello che ho detto. Se hai perso qualcosa, quello che dirò adesso ti servirà per tutto ciò che ho detto in questa mezz'ora, anche senza le varie spiegazioni, eccetera, eccetera. Quando tu lasci la Chiesa, l'eredità che puoi lasciare non è un'eredità buona. Ciò che lascerai dietro di te, ciò che lascerai davanti a te, ciò che lascerai intorno a te, non è qualcosa di buono. Resta in Cristo. Resta in Cristo. Amen. 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 Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, che la parola che questa sera hai ministrato alla tua Chiesa possa portare molto frutto, Signore, nei nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi abbia recepito, Signore, il pericolo, Signore, e ciò che può succedere quando noi, Signore, ci allontaniamo dalla tua presenza, quando noi ci allontaniamo dalla Chiesa, quando noi ci allontaniamo da queste due cose che vanno insieme verso di te, Signore. Noi vogliamo continuare a vivere, essere uno in Cristo, perché sappiamo che così, Signore, noi viviamo questa visione che tu hai per la Chiesa. Ma ti chiedo, Dio, nel nome di Gesù, che questa sera tu possa venire a visitare i nostri cuori, che questa sera tu possa venire a visitare le nostre menti, Signore, che tu possa venire a rinnovarci, Signore, che tu possa venire a cambiare ogni pensiero che ci spinge a lasciare, Signore, questa comunione, a lasciare la comunione con il corpo, a lasciare la comunione con il sangue. Nel nome di Gesù, Signore, vieni a ripristinare questa comunione, vieni a darci forza, Signore. Signore, tu ci dici che non ci hai dato uno spirito di paura, che non ci hai dato uno spirito di timidezza, ma ci hai dato uno spirito di forza, Dio. Tu ci hai dato uno spirito di forza. Che venga, Signore, questo spirito a rinnovarsi dentro di noi, affinché noi possiamo rimanere saldi, che possiamo rimanere fermi, che possiamo rimanere in te e lì portare molto frutto. Nel nome di Gesù. Amen. Davanti a
qua davanti qualcuno che ha bisogno di una preghiera in questo momento, che forse tu senti che sei arrivato ai tuoi limiti, forse tu ti senti appesantito, forse tu vuoi chiedere al Signore di andare oltre i tuoi limiti oggi. Il Signore ti chiama qua, noi pregheremo, i pastori pregheranno, i presbiteri pregheranno, e il Signore ti chiama. Io so che c'è qualcuno qua perché il Signore mi ha detto che c'è qualcuno che è arrivato al limite. Il Signore ti chiama a andare oltre i tuoi limiti questa sera. Quello che tu non riesci a fare da solo, il Signore è con te. Quello che tu non riesci a lasciare, il Signore ti può aiutare. Quello che tu non riesci a abbandonare, il Signore può aiutare. Quello che tu non riesci a fare da solo, il Signore può aiutare. Tu sei andato al tuo limite, ma il Signore ti aiuta ad andare oltre ai tuoi limiti. Io ti invito a venire, se c'è una, due, tre persone, noi pregheremo insieme, noi chiederemo insieme che ci faccia raggiungere i nostri, oltre ai nostri limiti. Noi pensiamo che noi possiamo arrivare a un punto, ma il Signore dice no, tu puoi arrivare ancora di più, io sono con te. Tu puoi, tu riesci, tu riesci, tu riesci. Tu sei più forte di quello che pensi. Tu puoi andare oltre a quello che tu stai pensando. Il Signore ti invita oggi, se tu vai na preghiera, noi pregheremo per te, noi canteremo ancora la parte finale di questa canzone. Se tu vai venire, noi pregheremo per te. Padre, che il nostro orgoglio, Signore, che il nostro orgoglio non possa dominare la nostra vita. Padre, che il nostro io non possa dominare la nostra camminata, ma che sia il Signore a dominare la nostra vita, che sia il Signore il conduttore della nostra vita, la nostra guida. Non lasciare che il nostro orgoglio, Signore, ci allontani da te, Padre. Non lasciare che il nostro orgoglio, Signore, ci allontani dalla tua presenza. Non lasciare, Signore, che il nostro orgoglio, Signore, sia di sopra della tua presenza nella nostra vita. Tu sei fedele, tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dichiari, dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme. Guidami, oh Spirito Santo, dammi un cuore che perdona, una fede che continua a cedere. Alleluia. Portaci oltre i nostri limiti, Signore. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme. Guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere.
Corinzi capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, dice così il testo della Santa Cena: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e che voi bevete questo calice, annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Amen. Che questa sera noi possiamo avere comunione con questi due alimenti, che noi possiamo avere comunione con questo calice della benedizione, che noi glorifichiamo, che noi benediciamo per quello che ha fatto nella nostra vita, per come ci ha permesso di arrivare alla salvezza, e che noi possiamo avere comunione con questo pane, con questo corpo di Cristo, che siamo noi, che è la Chiesa, che noi possiamo avere comunione con questo oggi, che possiamo discernere questo vino, questo succo, questo pane, che possiamo capire ciò che Gesù ha fatto quel giorno e perché oggi noi siamo qua a celebrarlo. Preghiamo insieme affinché questo momento possa essere un momento in cui noi sentiamo veramente Gesù Cristo vivo dentro di noi. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo consacrare a Te questi alimenti, Signore, questo pane che rappresenta il Tuo corpo, la Tua Chiesa, e questo succo, Signore, che rappresenta il Tuo sangue, il sangue che Tu hai versato per noi, per farci vivere un'eternità insieme a Te. Io ti chiedo, Signore, che Tu possa benedire ognuno di noi, affinché ognuno di noi, prendendo questi alimenti, possa sentirsi, Signore, rinvigorito, rinnovato da Te, possa sentire Te vivo dentro di sé, possa sentire il Tuo Spirito riempirlo, colmarlo, trasbordare da Lui. Signore, che attraverso questa Santa Cena che oggi noi celebriamo, il Tuo Spirito, la Tua presenza possa essere forte dentro ognuno di noi. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. All'inizio eri la parola, uno con Dio altissimo, il mistero della sua gloria si è rivelata su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome. Lasciate il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. L'amore più grande del mio peccato, niente ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, mio Re.
Amen. Allora insieme come uno in Cristo prendiamo questo pane che rappresenta il corpo del nostro Signore Gesù. E dopo il pane prendiamo insieme questo calice delle benedizioni che oggi noi glorifichiamo come il sangue di Cristo. La parola di Dio ci dice che Dio ha dato a Gesù un nome che è al di sopra di ogni altro nome. E io credo, per
per questa affermazione che non ci sia nulla che può resistere davanti al nome di Gesù. Non c'è malattia, non c'è infermità, non c'è cura spirituale, non c'è famiglia distrutta, non c'è morte, non c'è nulla che può resistere davanti al nome di Gesù. E io credo che Gesù farà ancora grandi cose in mezzo a noi. Io credo che Gesù già sta facendo grandi cose in mezzo a noi, ma ancora e ancora ne farà. Quanti possono credere questo insieme a me? Amen. Amen. Gesù è un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Non temere quello che c'è davanti a te, qualunque cosa sia, perché davanti al nome di Gesù mura crollano, montagne si muovono, non esistono ostacoli, c'è solo la sua luce meravigliosa. Amen. Amen. Dobbiamo terminare questo culto. Compleanni questa settimana. Le gemelle hanno fatto il compleanno questa settimana. Qualcun altro ha compiuto gli anni? Aline ha compiuto gli anni questa settimana, prego Aline. Qualcun altro? E oltre alle gemelle e Aline voglio invitare anche la nostra Sarigna, che mercoledì andrà in Brasile. Facciamo una preghiera per lei, per benedire il suo viaggio, queste vacanze, finché noi stiamo qua al freddo, no? Va bene, alziamo le mani verso di loro per benedire la loro vita, il nuovo anno che hanno compiuto e per benedire anche il viaggio di Sara. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a Te la vita di Aline, di Edoardo, di Daniela, Signore, che in questa settimana hanno compiuto un altro anno di vita. Io ti chiedo di donare a loro pace, benedizioni, gioia, felicità, Signore, ogni meglio che Tu le puoi dare. Mettiamo davanti a Te anche la vita di Sara, che tra pochi giorni prenderà l'aereo per andare in Brasile. Chiediamo, Signore, che Tu possa proteggere il suo viaggio, che Tu possa essere alla guida, Signore, in ogni momento, e che in questo periodo, in questo tempo di vacanza, possa, Signore, trovare gioia e pace in Te ogni giorno. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi. Tanti auguri a voi. Tanti auguri a voi. Tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de Amen. Allora che Dio possa benedire la nostra settimana, che possa benedire tutti quanti noi, le nostre famiglie, le nostre case, che possa riempirci del suo amore, della sua pace e di ogni prosperità secondo la sua volontà. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. C'è la